Il premio Gambrinus Mazzotti è un grande premio, c'è stata una grossa partecipazione, libri da 60 case editrici, quasi 100 libri, una giuria eccezionale. È un premio che si sta difendendo bene e che è proiettato verso il futuro. Il tema dell'ambiente, il tema della montagna, il tema del folklore, il tema della città veneta sono temi molto attuali che sicuramente sono attrattivi e quindi meritano di essere trattati, ed il premio Gambrinus Mazzotti esalta queste tematiche estremamente attuali. Con grande entusiasmo accogliamo il ritorno del premio Gambrinus Mazzotti qui a San Polo di Piave. Dopo 5 anni, con l'aiuto anche della Camera di Commercio, ritorniamo qui nella splendida cornice del Parco Gambrinus e da qui di nuovo il premio porta il messaggio e l'onore a Giuseppe Mazzotti, una delle persone che hanno fatto la storia del nostro territorio e colui che ha cercato di valorizzare le ville venete e i paesaggi del nostro territorio. Questo premio rappresenta la memoria intanto di un personaggio fondamentale per il nostro territorio, che è Giuseppe Mazzotti. Rappresenta anche la valorizzazione della cultura sul territorio e soprattutto dell'ambiente. Il premio Gambrinus, infatti, fin dalla sua fondazione è uno dei premi in Europa più importanti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e in generale del pianeta Terra. Quindi veramente abbiamo una missione importante sia di ricordo ma anche sociale. La vittoria nella categoria Montagna, Cultura, Civiltà per me rappresenta una vera emozione, perché significa un piccolo coronamento, grande coronamento di una carriera dedicata tutta a comunicare la montagna. Io da 43 anni scrivo di tante cose, di turismo, di viaggi, ma soprattutto della mia grande passione che è montagna alpinismo e cultura della montagna, e da 43 anni conosco il premio Mazzotti che proprio quest'anno compie questo anniversario. Io iniziavo allora a lavorare come redattore giovanissimo nelle riviste di viaggio e si sentiva nominare Beppi Mazzotti come un grande innovatore. Era appena scomparso da un paio d'anni del turismo culturale. Per me era anche un grande comunicatore di montagna, perché aveva scritto tanti libri, era amico e parente anche di grandi alpinisti, per cui per me era un po' la mitologia, ecco, della montagna e del giornalismo e della scrittura di montagna. E tutto questo, insomma, oggi si riassume in questo premio che io ricevo con immenso piacere. Vittoria che mi fa molto piacere, inaspettata, ma molto gradita. Ovviamente racconto un personaggio che è Marco Polo, celebrato nell'800° dell'anno scorso, che quindi ha avuto visibilità per tutto un anno, però lo racconto in modo da dare rilievo non soltanto al personaggio, ma dare rilievo alla civiltà, alla città che gli ha dato i natali e che in qualche modo ne ha forgiato lo spirito, l'indole e, come dire, ha creato i presupposti per questo viaggio fantastico che è appunto il viaggio di Marco Polo, fantastico anche perché è raccontato nel milione. Cioè come dire, se noi possiamo parlare di un'epopea, di un viaggio fantastico, è anche perché di questo viaggio, ed è rarissimo per il Medioevo, ci rimane il racconto scritto, cioè ci rimane appunto il milione. Il premio su Gambrinus Mazzotti ha la sua rilevanza nel territorio per quello che Mazzotti ha fatto e ha valorizzato per la storia, per la cultura, ed è uno di quegli elementi per cui il turismo sta aumentando sempre di più nella nostra provincia. E poi ovviamente non c'è solo manifatturiero nella nostra realtà, ma c'è anche la cultura, e uno dei nostri compiti come sistema camerale a livello nazionale e locale è proprio quello di promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti. Quindi continua questo sodalizio tra la Camera di Commercio di Treviso Belluno e il premio Mazzotti Gambrinus. Noi di Intesa San Paolo riteniamo l'arte e la cultura come una risorsa strategica per il nostro paese, in grado di innescare meccanismi di crescita sociale, occupazionale. E la partecipazione a importanti progetti e manifestazioni come queste rientra in un più ampio progetto di sostegno alla cultura che fa parte del nostro piano di impresa e del programma di sostenibilità ESG di Intesa San Paolo. Noi come Intesa San Paolo siamo molto attenti ovviamente a tutte le iniziative culturali che avvengono nel territorio. Intesa, diciamo, che ha un programma molto vasto
di sostegno ovviamente a qualsiasi tipo di iniziativa culturale, perché ovviamente ritiene che siano dei motori sia economici che culturali che sociali, che ovviamente siano molto di stimolo, no, a tutto il tessuto economico della zona. Quindi è un partner e sostiene diverse attività, ovviamente che vanno un po' in tutti gli ambiti della cultura, quindi sia da un punto di vista letterario sia da un punto di vista artistico più generale, e tant'è vero che sia all'interno del bilancio dell'azienda sia come valorizzazione del patrimonio culturale anche interno, perché Intesa San Paolo ha diverse opere d'arte sia a livello di letteratura che a livello anche di artistico in generale, le sostiene e le promuove come anche un motore di sviluppo sociale. È un premio che da anni Confartigianato apprezza e quindi è sponsor di questa iniziativa, ma perché nei libri e spesso in molti titoli troviamo significati legati al nostro mondo. Oggi abbiamo i viaggi. Il viaggio è un'esperienza paragonabile anche al nostro mondo, perché per viaggiare ci vuole coraggio, ci vuole forza, ci vuole arrivare a un punto. Questo noi lo viviamo quotidianamente in tutti i nostri lavori, e per cui questa iniziativa da anni dai miei predecessori è iniziata e io con molto orgoglio la porto avanti.